Che cosa? Ma dico, ma questa cosa della raccolta firme per il referendum, no, sull'autonomia, certo. lei ormai va... Io vado avanti, noi siamo per l'autonomia della Barriera di Milano perché noi intendiamo essere una cosa a sé stante. Come attitudine, non lo siamo come etnia, non lo siamo come etnia come lingua. Come etnia sì. No, anche noi siamo fatti anche diversamente. Fatti male. Abbiamo i modi di fare sono nostri. Noi per dire, siamo fatti così, il bollo per dire non ci piace pagarlo, non lo paghiamo. È giusto. Siamo abituati così, abbiamo quelli che lo pagano sono dei fessi allora. No, che sono fatte abitudini loro. Nessuno dice. Questione di abitudine. Questione di abitudine. Solo questione di abitudine. Esattamente. Allora, se vuole. Lei è convinto di questa cosa qui? Cioè, avanti, stai scherzando? Noi stiamo andando avanti, noi andremo avanti. Noi domani, Savini, vogliamo dire dove siamo con il banchetto che apriamo? Dove apriamo? Praticamente mi ha fregato perché. Mi ha detto di venire lì che c'era da fare la spesa, invece facciamo il banchetto in Piazza Foroni al mercato. Esattamente, siamo in Piazza Foroni con il primo banchetto, quindi invitiamo a fianco al banco del pesce. Ecco, allora seguite la Puzza. Dove c'è la fontana. Bravo, seguite la Puzza e trovate anche il nostro banchetto. La Puzza è uguale, è mia quella del pesce. Vabbè, tra l'altro, ecco, non la metterei sulla spiritosaggine. Io scherzo. Perché la gente ancora pensa che è finto quello che stiamo invece facendo. è vero. Però noi non siamo qui per questo, infatti, dottore, anzi dobbiamo essere veloci, rapidi, concisi, perché questa sera, diciamo, saremo in scena, andremo in onda. Esattamente, noi questa sera, come tutti i giovedì, santi giovedì, saremo al birrificio delle officine ferroviarie, a Corso Sommeliere 12 a Torino. Venga, capitano, perché è arrivata la cena, dobbiamo sbrigarci. È arrivato il capitano, fai vedere che ore sono le 8. Le 8 precise. E si paventa. Guarda, è entrato e aveva già la forchetta in mano. Capitano si paventa sempre quando sente il profumino. Sì, delle grigliate, degli hamburger, perché qui si mangia ottimamente. Sì, va bene, aveva avvisato, però adesso dice della roba, non faccia confusione, Frido. Ecco, si arrangi. Allora, vi aspettiamo, Corso Sommeliere, stava dicendo 12 a Torino, per questo ennesimo appuntamento con Roba Forte. Al birrificio delle officine ferroviarie si viene per vedere lo spettacolo, ma volendo uno può anche mangiare. Certamente. Faccia vedere, dottore, cosa può mangiare? Allora, ecco, per dire, noi adesso così... Questo per spizzicare, è vero, sembra un po' la ciotola del cane questa da bere. Ecco. Cosa c'è dentro? Ci sono i popcorn. I popcorn. Perché qua ci trattano bene, noi mangiamo, ecco, da quando siamo mica arrivati. Le viande ci hanno siamo arrivati alle 6, Frido. Lo so, dottore. Va bene. Dottore, ma avremo anche degli ospiti stasera, no? Sì, allora, voi sapete quando io non sia d'accordo a anticipare le cose, perché togliamo la sorpresa, come l'effetto sorpresa. È anche giusto dire almeno un cenno. Allora, se no la gente non viene. Se no la gente non viene, hai ragione. Allora diamo un cenno, ci sarà, stiamo da 15 giorni a questa parte, stiamo collaborando. No, stiamo collaborando con un'associazione sportiva che è piena di talenti sportivi, di atleti, e questa sera... Però non è calcio, come dice lei. Non è il calcio, ma è il pugilato, la box. Ecco, noi questa sera ospiteremo è stato campione italiano, è stato campione mondiale di altre categorie, però sempre sport da combattimento. Comunque avremo il grande Roberto Cocco qui ospite nell'ancolo che io lo volevo chiamare sporticchiano. Io so che la rubrica si chiama Centro Ring. Vogliamo chiamarlo allora Centro Ring? Scusi, allora anche vero, anche rinchiando non sarebbe male. Va bene, ma scusi, ma c'è da aver paura di questo pugile comunque così temibile sul ring? Bisogna fare attenzione come si parla, perché sul ring, certo. Questo suona, fuori dal ring? No. Allora togliamo anche questo, è fatta questa rubrica anche per togliere questa nomea. Esatto, questa nomea. Ecco, sono atleti molto seri, è chiaro, sa fare molto bene il fatto suo, molto ma molto bene. Ecco, quindi l'avremo qui, insieme a lui chiacchiereremo
e dibatteremo sullo sport e quant'altro, quindi questo è quello che mi sento di anticipare. Invece sulle rubriche nient'altro, siamo sicuri che ci sarà comunque il banchetto per firmare? Sì. Sulle rubriche posso solo dire che è stato un grande successo. Ma cosa vuol dire? Va bene, questa rubrica. Dobbiamo ancora farlo. No, però fu. Ecco, passato remoto. Quando l'aveva fatta la prima volta. Piacque tantissimo per rimanere sempre in tema di passato remoto. Sì, Quindi era partito da Gerundio, adesso siamo al passato remoto. Sì, è vero. Con Renner quando si incontra. Io con Renner parlo solo di Gerundio, invece con Roberto Cocco solo di passato remoto. Vede, con gli ospiti sono abituato così. Quindi ci saranno tante rubriche e poi questa sera avremo, oltre a noi che saremo i mattatori della serata, ci sarà finalmente il nostro regista Don Costa. Ma sa che io mi ha dato un messaggio perché mi serviva una regia video, Mauro, lo dico anche a lei. Mando un messaggio al nostro tecnico RVM che mi risponde: io sono a Bucarest. Le risulta, ma c'è turismo sessuale per quanto riguarda? No, è andato a prendere il prosciutto, mi sembra. Non è vero. Ha comprato il prosciutto, me l'ha detto a me che andava a comprare il prosciutto. È nato per comprare il prosciutto. Bucarest era famoso o prosciutto Budapest, non fate confusione. Ecco, comunque non c'è il nostro tecnico RVM, quindi è venuto a fare la regia il nostro regista che è Don Costa. Lo salutiamo. Coadiuvato come sempre dal bravissimo Bruno. Quindi scusi, non faccia così, Obue. Non ci facciamo mancare niente. Vabbè, secondo lei siamo stati accattivanti col pubblico? Esageratamente, in maniera eccessiva quasi. Allora vi aspettiamo qua, 9:30. Dove? Lo dica 9:45, birrificio, officine ferroviarie, Corso Sommeliere 12. Torino. Italia, pianeta, terra. Sul cucuzzolo del cavalcavia. Vi aspettiamo. E a tenervi compagnia c'è sempre questa sigla. È già partito, io lo volevo fare da prima, scusa. Guarda lei. Poi Ma da quando c'è questa sigla? Da stasera. Questa sera. A dopo. Accorrete, numerosi. Roba forte, on stage. Ci sarà anche una simpatica e graziosa signorina che vi farà dei buonissimi cocktail, quindi venite anche a sorseggiare. Maddalena. La Maddalena vi aspetta e noi insieme a lei questa sera. A tra poco. Ciao. Ciao.